Cantiamo Napoli non è solo musica, Cantiamo Napoli è un po' di tutto. Cantiamo Napoli, infatti oggi abbiamo il piacere di avere un attore. Lui è stato presente nella prima serie di Gomorra, Carmine Battaglia. Ciao Carmine, benvenuto e permettimi un attimo di presentare coloro che ti hanno accompagnato. I nostri cari amici Ciro Grieco, Checco Danza. Allora, sappiamo, i re dei videoclip ormai. No, il re no, dai, diciamo che noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di farlo al meglio possibile. I re no, i re sono tutt'altri, dai. Allora, Gomorra è arrivata qui a Cantiamo Napoli, non poteva mancare. Carmine, com'è stata questa esperienza? L'esperienza in Gomorra la serie è stata unica, bensì che abbiamo fatto H24 in cui ha lasciato dentro di me dei grandi vuoti, diciamo, come dire, questa esperienza mi ha dato tanto, no? Mi ha tolto anche tanto, però sono veramente felicissimo di aver fatto parte di quella splendida serie perché mi ha dato modo di conoscere anche Ciro e Checco qui al mio fianco e in questo momento stiamo organizzando tante belle cose. Infatti tu non hai fatto solo Gomorra, ma hai partecipato anche ad altri cortometraggi, altri film. Ho scritto e diretto dei cortometraggi, siamo stati premiati e via dicendo, però prima di Gomorra la serie ho fatto anche tanti altri film, tipo Giuseppe Moscati all'età di 11 anni, Bakhita, Capri, la terza serie, e poi ho fatto Nella Giulia che è uscita al cinema l'anno scorso e a breve uscirà il mio film nuovo che si chiama Ignoti Autori di Delitto, uscirà a ottobre al cinema e adesso sono in fase di aggiornamenti perché in pratica sto girando un nuovo film che si chiama La Diabeffata in cui uscirà il 2017. Ok, a me è stato un piacere avervi qui tutti perché ormai noi siamo i numeri uno, siamo quelli di Cantiamo Napoli!